Buona serata a tutti e benvenuti. Con questo incontro ci presentiamo, siamo il gruppo del Movimento 5 Stelle di Nolenca Recentina. Io sono Michele e sono stato incaricato a nome del gruppo a parlare a nome di tutto il gruppo. Questa sera con noi abbiamo il parlamentare del Movimento 5 Stelle Francesca Businaroio. Lei è la nostra portavoce alla Camera dei Deputati ed è membro della Commissione Giustizia, mentre qui abbiamo Silvia Benedetti, che anche lei è portavoce alla Camera dei Deputati e membro della Commissione Giustizia. Abbiamo anche la presenza un po' sorpresa di Marco Zordan, che ci illustrerà cosa significa amministrare un comune. Lui è assessore del comune di Sarevo, il primo comune del Movimento 5 Stelle in Italia e anche nella nostra zona. Dopo il loro intervento ci sarà un momento di confronto e eventuali domande da parte di tutto il pubblico. Se avete domande da fare, insomma, sono ben accette. Grazie a tutti e buona serata. Facciamo una prova, così mi sentite lo stesso? Sì? Allora, intanto buonasera a tutti e piacere di conoscervi, perché non ci conosciamo, ma Moventa frequento di passaggio volente o nolente, perché da Verona a Padova passa Padovana, passaggio obbligato. Allora, sì, io sono deputata alla Camera, faccio parte della Commissione Giustizia, sono segretaria della Commissione Giustizia e mi fa piacere essere stata invitata qua per raccontare un po' quella che è l'esperienza di un cittadino all'interno delle istituzioni, perché è vero, siamo andati 10 mesi, ma in questi 10 mesi abbiamo fatto tanto, siamo cresciuti, abbiamo imparato anche come relazionarci con questa grande istituzione che è la Camera. Ieri sera ero a San Bonifacio, dove hanno presentato la lista, e a San Bonifacio sapete, c'è stato un grosso problema lo scorso maggio, che un po' penso abbia colpito anche questa zona ultimamente, insomma, nel discorso delle alluvioni. Ed è venuto fuori appunto una delle domande che è stata fatta, è stata quella: ma voi per il problema idrogeologico cosa proponete? Partiamo da un presupposto, pensiamo al Veneto, pensiamo un po' a quello che è quella che è stata l'idea della giunta veneta per il progetto del territorio veneto. Non so se avete un po' seguito le vicissitudini del PTRC. Noi come Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle Veneto ha depositato centinaia di migliaia di osservazioni, perché doveva mirare questo progetto della Regione Veneto sostanzialmente a edificare ancora di più. Noi sappiamo che il problema fondamentale per la questione della salvaguardia del territorio, per salvaguardare e per prevenire il rischio idrogeologico, è appunto evitare la cementificazione selvaggia. Il Veneto è la seconda regione d'Italia. Per questo problema cementifichiamo troppo. Il PTRC va ancora a cementificare ancora di più. Allora, come Movimento 5 Stelle o comunque il Parlamento, cosa potevamo fare per segnalare anche a livello istituzionale questo problema? A maggio dello scorso anno, sapete, San Bonifacio, nella zona della Bassa Veronese, est veronese, anzi è andata sotto acqua, c'è stata l'alluvione, il problema lì si ripete in maniera ciclica, perché 2 anni prima era successa la stessa cosa. Uno degli strumenti che abbiamo a disposizione è l'interrogazione. Noi possiamo chiedere al ministro competente, quindi siamo in questa materia del ministro dell'ambiente, cosa ne pensa, cosa pensa di fare per risolvere questo problema. Finora non ho ottenuto risposta, perché come sapete le interrogazioni sono tante, i ministri anche girano, praticamente c'è stato un recente rimasto di governo. Questa settimana andrà in aula una mozione. Cos'è una mozione? È una richiesta da parte dei partiti, dei movimenti, di un impegno da parte del governo. Andrà in aula una mozione proprio per chiedere se non sia il caso di valutare che per le recenti alluvioni
di Modena e della Bassa Padovana, perché sapete che a Montegrotto è decentrata una persona, non sia il caso di valutare che ci sia stato un disastro ambientale, comunque come si dice, mi manca la parola, una disastro ambientale si dice? Dissesto idrogeologico? No, la calamità. La calamità, esatto. Questa è nella mozione. Un'altra cosa molto interessante che abbiamo fatto a livello di Commissione Ambiente, dove abbiamo dei commissari del 5 Stelle molto bravi e competenti. Uno di questi è Samuele Segoni, è un geologo. Qui ho fatto 2 proposte di legge molto interessanti. Una riguarda la deroga al patto di stabilità. Voi sapete che ogni comune deve rispettare il patto di stabilità, ovvero il bilancio deve quadrare, deve essere entrate e uscite deve pareggiare. Però il problema è perché se tipo il comune ha più entrate, quelle devono restare bloccate per il pareggio di bilancio. Quindi qual è la proposta del 5 Stelle? Derogare a questo vincolo se quelle somme vengono investite per prevenire il dissesto idrogeologico. Tutte quelle azioni che vanno dal abbassare l'alveo dei canali, dei fiumi, mantenere i nostri fossi, le nostre vie d'acqua. Una proposta molto interessante è l'ecobonus. L'ecobonus che prevede delle agevolazioni fiscali per le aziende che prevengono e fanno azioni a promozione della prevenzione appunto del dissesto idrogeologico. Ma non finisce qua, perché proprio questa settimana, turbolenta, lo sappiamo, ma poi nel proseguo della serata spero che se ne potrà parlare, è arrivata alla Camera, in aula proprio, una proposta di legge che firmare il Movimento 5 Stelle. Allora, vi racconto un po' com'è andata. A maggio è venuto il ministro Cancellieri in Commissione Giustizia, al tempo era ancora lei il ministro della Giustizia. E come consuetudine, il ministro, parlando con i vari componenti della Commissione, ha chiesto: ma voi che proposte avete? E un mio collega, Salvatore Micillo, che è campano, una persona splendida, che ha lottato contro la mafia da quando è nato, penso, ha detto: guarda, io la mia proposta che mi sono portata come cittadino, sono portata dalle associazioni, è quella di istituire all'interno del codice penale i reati ambientali, punire i reati ambientali, il disastro ambientale. Il ministro ha detto: beh, è una bella idea, cominciamo a parlarne. E effettivamente in Commissione Giustizia, che è il primo step per iniziare a parlare di una proposta di legge, abbiamo cominciato a discutere di questa proposta. Abbiamo ascoltato professori, abbiamo audito associazioni, siamo arrivati a votare all'interno della Commissione questa proposta, quindi iniziativa del Movimento 5 Stelle, una nostra proposta di legge, che va a inserire all'interno del codice penale una serie di reati che non esistevano fino adesso, o comunque erano disciplinati in maniera farraginosa. Qua e là, all'interno di regolamenti, decreti legislativi, eccetera. Questo iter è durato circa 8-9 mesi, fino ad arrivare adesso, che siamo a fine febbraio. Caso ha voluto che questa settimana ci dovesse andare in aula per parlare del secondo decreto Salva Roma, che in realtà scadeva venerdì. Noi vi avevamo detto: guardate, come abbiamo fatto ostruzionismo a dicembre, avremmo fatto ostruzionismo anche in questo caso, perché il decreto è uguale, deve esserci contenuti, non si andava bene. Ci sono un po' impauriti, perché comunque noi quando diciamo le cose che comunichiamo, e hanno ben pensato di ritirarlo. Quindi si è creato un buco all'interno dell'attività legislativa dell'Aula. È stato inserito la proposta di legge di Salvatore Micillo, abbiamo votato all'interno dell'Aula ed è passato alla maggioranza. Quindi la prima proposta di Movimento 5 Stelle è passata alla Camera dei Deputati. Questo è un risultato grandissimo. Quindi quando ti dicono voi quelli del 5 Stelle sono quelli del no, quelli che non hanno le proposte, quelli che non ottengono i risultati, questi sono i fatti, che molto spesso generalizzare è sbagliato. Allora io spero che con questo discorso abbiamo un po' stimolato, magari qualche domanda mi è venuta in mente. Vi invito a farcele, possiamo fare disposizione anche per le vostre domande, e faccio un grosso bocca al lupo al gruppo qua di 90 Centina e grazie ancora per l'invito. Grazie. Faremo
Io uso il microfono perché ho un po' di mal di gola, sperando di non ammalarmi domani. Allora buonasera a tutti quanti. Prima Francesca parlava del lavoro che abbiamo fatto per il piano territoriale del Veneto, della regione Veneto. È stato un lavoro che secondo me ha connotato quello che vorremmo fosse il Movimento 5 Stelle, fosse la normalità, cioè la normalità è quella di andare a interessarsi di quello che è il proprio territorio e voler dire la propria. Ci siamo abituati da troppo tempo a non esprimere quello che pensiamo, a volte ci facciamo anche delle riserve ad andare ad esempio a seguire un consiglio comunale, che invece è la base per imparare e anche per far sentire la propria voce e per imparare a dare un riscontro a quello che è l'operato politico e appunto a far sentire la propria voce, ad essere dei cittadini che prendono coscienza di quello che sta succedendo attorno a loro. Quindi il PTRC secondo me è stato un lavoro che ci ha dato veramente soddisfazione proprio per questo motivo. Ogni tassello di questo piano è stato vagliato da persone normali, ok? Con normali intendo magari non sono politici di professione o addetti ai lavori, ma persone comuni. E il buon senso è anche quello che spesso viene fuori in questi lavori. Quindi con il buon senso ci si domanda perché ad esempio le opere non vadano in una direzione di conservazione del suolo, oppure ci si domanda perché non si metta in sicurezza il territorio del Veneto appunto dall'eventuale dissesto idrogeologico. Quindi il buon senso porta anche lì, cioè se ci abituiamo a esercitarci in quello che è il nostro ruolo di cittadini attivi, possiamo anche influenzare le scelte per fare una politica di più buon senso e non una politica meramente economico-finanziaria per le tasche di pochi. E a tal proposito mi viene anche in mente, venendo qua ho fatto la Val d'Astico, ho fatto un giro un po' particolare. Non volevo provare una strada nuova e ho fatto appunto la Val d'Astico Sud, e la Val d'Astico Sud è anche l'oggetto di un'interrogazione che ho fatto alla Camera e che poi ho trasformato in interrogazione in commissione, perché a volte appunto fare le interrogazioni ai ministri diventa dispersivo, è meglio magari riportarla, si fa così, ok, riportarla alle commissioni competenti. E anche qui parlavo prima di fare politica per le tasche di pochi e la Val d'Astico Sud è uno di questi esempi. Noi stiamo cementificando il territorio veneto e facciamo un'autostrada, ok, mi sta bene che possa essere un'opera utile, però su che cosa la facciamo? Su rifiuti tossici. Quindi andiamo a vedere dove sta la connessione adesso, c'è la connessione politica, finanza e criminalità chiaramente, perché questo è criminale, cioè fare un'autostrada su rifiuti tossici che vanno a inquinare le falde, che vanno a influire poi sulla salute delle persone e sulla salute ambientale, è criminale. Noi dovremmo essere qui a protestare costantemente con chi ha permesso questo, perché è criminale. Siamo abituati a pensare che il criminale sia quello che ci ruba il portafoglio. Il criminale è quello che col colletto bianco permette che succeda questo. Questo è il criminale. Peraltro io non ho ancora avuto risposta a questa interrogazione. Vi dico già che non immaginatevi di certo i ministri o i sottosegretari a leggersi tutte le nostre interrogazioni e a rispondere diligentemente. Mettono lì chiaramente il personale del Ministero, per cui il personale del Ministero, oltre ad avere il proprio lavoro, deve anche rispondere alle nostre interrogazioni. Comunque quando avrò risposta magari lo farò sapere anche al gruppo qui, che così magari avete anche un'idea di quello che saranno appunto le informazioni che ci verranno date, perché noi chiediamo appunto quali sono le iniziative
che si intendono adottare al fine di avviare una seria e costante attività di controllo nell'affidamento degli appalti di tali imponenti ed invasive infrastrutture che, se gestiti in maniera irresponsabile e anomala, come appare per il caso Valdastico, rischiano di compromettere l'incolumità della popolazione. E poi, se non si ritenga urgente avviare un'attività di monitoraggio della zona circostante l'infrastruttura per verificare se ci sia un impatto e di che entità sia questo impatto a seguito della cattiva gestione di questi lavori. Quindi mi devi saper dire: ok, hai fatto questa opera, sì, ci sono dei rifiuti pericolosi, sì, c'è un inquinamento delle falde, probabilmente sì, andiamo a verificare quali sono le conseguenze, perché noi dobbiamo sapere cosa stiamo facendo. Chiaramente il territorio che abbiamo quello è, se non impariamo a tutelarlo è anche assolutamente, scusatemi il termine, idiota proseguire in questo senso. Quindi questa è una delle cose, ad esempio, che mi vengono in mente per questa zona. Poi, a proposito sempre di quello che diceva Francesca, appunto abbiamo fatto questo bellissimo lavoro appunto, per il reato ambientale e come Commissione Agricoltura abbiamo fatto un lavoro congiunto appunto con le commissioni ambiente e giustizia, perché volevamo inserire all'interno dei reati ambientali la contaminazione e la coltivazione OGM. Chiaramente l'emendamento che avevamo presentato noi si ricollegava all'articolo 452 bis del codice penale e ci è stato risposto che questo emendamento probabilmente sarebbe stato rifiutato perché era troppo selettivo, cioè andava direttamente a inficiare appunto le coltivazioni OGM, quindi in qualche modo era troppo specifico per questo tipo di legislazione. Quindi abbiamo trovato un altro modo, cioè abbiamo inserito nella legge le eventuali contaminazioni della biodiversità agraria, così include comunque anche appunto una coltivazione biologica che eventualmente possa trovarsi a fianco di una coltivazione OGM. Con questo non vuol dire che il Movimento 5 Stelle apre le porte alle coltivazioni OGM e vi spiego perché. Noi sappiamo che abbiamo una normativa italiana, ma abbiamo anche una normativa europea da rispettare. Purtroppo, per quel che riguarda l'agricoltura, la normativa europea è chiaramente sopra la normativa italiana, quindi quello che decide l'Unione Europea è una cosa su cui la normativa italiana può fare ben poco come margine di manovra. Quindi ci siamo trovati con la direttiva 2001-18 che dice: uno Stato membro può chiedere la clausola di salvaguardia, ovvero tu non coltivi quell'OGM, quel dato OGM sul mio territorio perché ti porto delle prove di contaminazione ambientale, di rischi ambientali e dei rischi sulla salute umana. Quindi tu, Stato membro, nel tuo interesse porti una documentazione all'Unione Europea, alla Commissione Europea, la quale la fa valutare dall'Agenzia di Sicurezza Europea e decide se la tua richiesta è plausibile oppure no. Fino adesso tutte le richieste di questo tipo non sono state accettate perché è difficilmente dimostrabile che ci sia una contaminazione ambientale, un rischio sanitario ambientale e umano. Purtroppo i lavori si equiparano come risultati, i lavori scientifici, parlo della bibliografia scientifica. Solo che a fronte di questo è comunque, e ritorniamo alla parola di prima, idiota proseguire e lasciare il campo libero agli OGM in Italia. Perché? Perché se ci pensate un attimo, che cosa abbiamo di tipico noi qui? Niente o tantissimo. Abbiamo veramente tantissime tipicità. Che tipo di agricoltura abbiamo? Un'agricoltura di estensione come gli Stati Uniti? No. Siamo un paese con degli spazi comunque piccoli, delle colture tipiche che hanno una grossa qualità e hanno anche un grosso appeal all'estero, quindi è idiota mettersi a competere con i grandi coltivatori, ad esempio, di OGM come possono essere gli Stati Uniti e l'Argentina. Noi
abbiamo per vocazione ci viene bene, è una delle nostre qualità, è una delle cose è uno dei settori su cui spendersi, perché è uno dei settori che nonostante la crisi reagisce bene, l'export agroalimentare e anche l'agricoltura. Quindi è utile dare una direzione in tal senso e tutelarsi da eventuali contaminazioni ambientali che possono avvenire con gli OGM. A fronte di questo, lunedì ci sarà il Consiglio Ambiente dell'Unione Europea, dove gli Stati membri valuteranno se inserire un'altra motivazione per richiedere la clausola di salvaguardia, ovvero la scelta di politica agraria. Quindi tu non puoi dire non voglio gli OGM, ok, perché ho della bibliografia che mi dimostra che sono dannosi per l'ambiente, sono dannosi per le persone, ma posso anche semplicemente dire per politica agricola. Io non ce li voglio, ma perché non fanno parte della mia vocazione, come è giusto che sia. Quindi lunedì vedremo che cosa verrà messo in discussione, appunto, se metteranno in pratica questa possibilità. Se così fosse, sarà finalmente un modo anche per tutelarci da questo, perché tra l'altro le nuove semine non manca molto, manca un mese e mezzo, quindi le nuove semine potrebbero avvenire ancora, ed è già stata dimostrata una contaminazione con la semina dell'anno scorso da parte del Corpo Forestale dello Stato, quindi è chiaro che non vogliamo andare oltre, abbiamo già rischiato una volta, speriamo di non dover rischiare ulteriormente anche quest'anno. Questo per quanto riguarda gli OGM, spero che sia chiaro. Poi, per il discorso in generale, avete visto un po' la situazione per quel che riguarda il 29 gennaio, le sanzioni che ci sono state combinate, quindi adesso alcuni di noi avranno i lavori dell'aula interdetti, non potremo partecipare ai lavori d'aula, c'è chi per 10 giorni, io ad esempio per 12, c'è chi per 15 giorni e chi anche per 25 giorni. E questo è stato il prezzo della democrazia, e non lo dico per niente. Quando noi dicevamo che il decreto IMU Banca Italia che volevamo bloccare era una schifezza, siamo passati per quelli che volevano bloccare solo l'IMU, no? Vogliamo far pagare l'IMU agli italiani, vi preoccupate un sacco della Banca d'Italia. Allora qualcuno mi venga a spiegare perché la Commissione Europea, che è notoriamente un covo di lobbisti, ok? Mi spiegate perché la Commissione Europea manda una lettera il 19 febbraio chiedendo spiegazioni al Ministero dell'Economia e chiedendo questo tipo di provvedimento che cos'è, un aiuto di Stato per le banche italiane? Allora, se lo dice la Commissione Europea, come la vogliamo mettere? Il Movimento 5 Stelle voleva bloccare l'IMU o voleva bloccare una porcata? Quindi a noi le sanzioni ci stanno anche bene, va bene, se il prezzo da pagare per far vedere quelle schifezze che vengono fatte, ci va bene anche questo. Lo mettiamo volentieri in conto. Il 29 tu dici? Ok, allora per chi magari se lo fosse perso faccio un piccolo riassunto. Il 29 gennaio in aula c'era appunto l'ostruzionismo da parte del Movimento 5 Stelle nei confronti di un decreto che è appunto questo IMU Banca Italia. Avevamo l'ostruzionismo che ci permetteva di farlo scadere, perché avevamo il tempo che ci viene dato da regolamento, quindi era tutto secondo il regolamento, avevamo il tempo a disposizione per poterlo bloccare. Succede che Boldrini e compagni vanno in allarme e decidono di applicare una cosa che non esiste nel regolamento della Camera, che si chiama ghigliottina, ovvero io fermo qualunque tipo di discussione a qualunque punto essa sia e impongo la votazione del suddetto decreto. Quindi Boldrini entra in aula e dice si vota, dichiaro aperta la votazione. Quindi chiaramente noi ci siamo abbastanza sdegnati perché pensavamo almeno che avesse un minimo di decenza e di dignità per lasciare le dichiarazioni di voto di ciascun gruppo parlamentare, cosa che non è stata minimamente fatta. Cioè lei è entrata e ha detto dichiaro aperta la votazione, fine del discorso. Abbiamo protestato
Abbiamo protestato e a seguito di queste proteste, penso che queste le abbiate viste un po' tutti in televisione, appunto sono state previste delle sanzioni. Le sanzioni di solito impongono l'allontanamento dai lavori d'aula e di commissione del deputato accusato. Quindi a seguito delle nostre proteste abbiamo poi appunto ricevuto queste sanzioni. È chiaro che adesso, se non altro, voglio vedere come giustificheranno questa scelta, appunto. Cioè, se un conto è che lo dica il Movimento 5 Stelle, va bene, ti può anche stare sulle scatole che lo diciamo noi, ma se perfino l'Unione Europea se ne accorge, probabilmente qualcosa che non va c'è, e probabilmente qualche volta alzare la voce serve, perché sennò veramente hanno campo libero, sennò veramente se ne approfittano in tutti i modi. Ed è anche per questo che vi dicevo prima, è importante farsi sentire. Non vuol dire che uno debba andare a prendere a calci le persone, non è quello, però è ricordare che la politica è rendere conto, è essere responsabili, cioè io devo essere capace di una risposta di quello che sto facendo. Perché stai facendo un'autostrada sui rifiuti? Perché mi stai ghigliottinando per un decreto che ti fa comodo? E così via. Tutte le domande che volete vi sono dovute, li avete mandati lì per gestire il paese, non per farsi i cazzi propri, scusate la franchezza. Buonasera a tutti, sono Giordan Marco, assessore a Sarego. Vorrei prima di tutto puntualizzare la preparazione di queste due ragazze, perché ci sembra date delle persone impreparate ad affrontare i problemi. Mi sembra che la preparazione di queste due ragazze dimostri assolutamente il contrario, quindi con i fatti. E questo per dire anche che la politica alla fine dei conti non è assolutamente difficile, ma è la cosa di tutti i cittadini, quindi è importante che tutti i cittadini si avvicinino alla politica e cerchino appunto di dare il loro contributo, ognuno con i propri limiti, ognuno con le proprie capacità, ognuno con le proprie esperienze deve portare il proprio contributo. Passaggi sono due: uno, ci si informa; due, si sceglie. Il problema è che l'informazione che abbiamo attualmente è lacunosa. Adesso io non so il comune di Noventa come sia, ad esempio per lo streaming dei consigli comunali, ci sono o non ci sono gli streaming. Noi da Sarego abbiamo dimostrato che è una cosa fattibile e possibile. Dal primo consiglio comunale, tutti i consigli comunali sono in streaming, tutti i consigli comunali potete andare sul canale YouTube del comune e andare a vederli, quindi vedete effettivamente cosa fanno sia la maggioranza sia la minoranza, potete vedere quali sono le decisioni che vengono prese, potete vedere se le promesse che vengono fatte in campagna elettorale sono rispettate. Il motivo per cui probabilmente abbiamo vinto a Sarego è perché la gente era stufa di sentire sempre i soliti politici che gliela raccontavano. Hanno detto: diamo il taglio, mettiamo gente nuova, ed è per questo che a Sarego appunto abbiamo avuto questa opportunità di vincere le elezioni nel 2012. E un altro aspetto, vi ricollego appunto a quello che diceva Francesca, è il patto di stabilità. Ovviamente è importante avere dei cittadini onesti all'interno del comune, perché c'è veramente molto da sistemare. Noi stiamo affrontando problemi degli anni 70, quindi non è semplicemente la precedente amministrazione che ha lasciato, passatemi il termine, qualche scheletro nell'armadio. Ci sono problemi che risalgono appunto a anni e anni dietro. Sono state fatte scelte non per i cittadini ma per interessi di pochi. L'amico dell'amico, si facevano i favori. Non è questo il modo di amministrare un comune. Bisogna cercare di gestire il comune in maniera obiettiva, nell'interesse cittadino, cercando di avere una visione a lungo termine. Infatti noi stiamo in questo momento cercando di parare il colpo. Sarego continua a crescere e stiamo cercando di fare delle scuole in questo momento, perché abbiamo un grosso problema con gli edifici scolastici, e qui spero che Renzi mantenga le promesse. Perché effettivamente c'è un grosso problema col patto di stabilità. Da amministratore ci spero. Vabbè, il patto di stabilità veramente ci sta, già siamo inizio anno e già siamo preoccupati per il rischio sforamento del patto di stabilità, appunto perché abbiamo una grossa opera a Sarego.
non perché non abbiamo i soldi, ma perché probabilmente la Regione i soldi ci li darà l'anno prossimo, quindi noi come Comune comunque dobbiamo anticiparli, perché il patto di stabilità prevede che si possono spendere solamente i soldi che entrano, e se la Regione i soldi che ci ha promesso ce li darà l'anno prossimo, noi dobbiamo quest'anno anticiparceli tutti e poi con calma la Regione ce li darà l'anno prossimo, nonostante i lavori siano già a buon punto, ormai la scuola è quasi completata. E prima di passare la parola appunto alle vostre domande, c'è un altro aspetto che riguarda l'inquinamento. Qui qualcosa forse si può fare, sicuramente informare i cittadini, prima di tutto nel caso di emergenza bisogna tamponare e poi informare i cittadini. Un problema che abbiamo a Sarego e che dovreste avere in teoria anche qua, se non ho visto male le piantine, è quello dell'inquinamento delle acque, delle falde con le sostanze perfluorochimiche. È sicuramente un argomento da approfondire e infatti è stata fatta anche un'interrogazione su questo problema e appunto a Roberto a fine gennaio è stato comunicato che è stato deciso quello che è il limite a 500 nanogrammi per litro di acqua. Però ho sentito che ci sono dei pozzi in zona Lunigo che si parla addirittura di 20.000 nanogrammi per litro d'acqua. Poi approfondendo l'argomento è venuto fuori che non è solamente il problema dell'acqua, perché ci diceva un dottore che in 50 grammi di patate c'è la stessa quantità di sostanze perfluorochimiche che si trovano in 8 litri d'acqua, quindi mangiare 50 grammi di patate in un terreno che è associato a questi problemi fa più male che bere 8 litri d'acqua, insomma. Sono tutte cose di cui dobbiamo approfondire, non c'è questione di far panico, terrorismo, ci sono dei problemi, i problemi vanno affrontati, bisogna informarsi e capire qual è la soluzione migliore per risolverli. Però bisogna smettere di fare propaganda, cosa che invece ho visto in molti comuni, perché appunto la tendenza è mettere i grossi titoloni, però poi in sostanza non si arriva. E invece quello che è importante per i cittadini è essere informati e poter fare delle scelte condivise su quelli che sono i problemi per risolverli. Non si possono fare miracoli, ma veramente si può fare tanto coordinandosi assieme. Grazie. Una mano alzata, prego. Va bene, io purtroppo devo andare via, però pongo 3 problemi. Il primo problema è quello dell'OGM, basterebbe che recuperasse un servizio che è stato fatto alle faglie del Kilimangiaro, che c'era una madre dell'Argentina che ha avuto addirittura suo figlio colpito dai tumori perché lì si produce tutto OGM e chi abita vicino a queste produzioni, quei trattamenti che viene fatti, perché soprattutto da Monsanto ci sono 2 multinazionali, poi ha fatto delle battaglie di stata minacciata anche di morte, ma se andate a recuperare quel servizio di quella donna che è riuscita persino a far modificare le leggi del Parlamento argentino, lì è chiaro tutto cosa poi comportano queste produzioni, oltre a danneggiare ovviamente quello che è le nostre tipiche produzioni, qui c'è un problema della salute. Poi quello che state facendo sul territorio è una cosa lodevole, però dopo pongo un altro problema. Voi come Movimento 5 Stelle, quei vari movimenti che sono nati, al di là delle divisioni, ma che comunque ci sono molti obiettivi che sono comuni, quelli del 9 di dicembre, quello cosiddetto di Forconi e della Lega, 3 movimenti un po' divisi attualmente purtroppo nel suo interno, ma che gli obiettivi si avvicinano molto a quelli dei 5 Stelle. L'idea è quindi poter recuperare un certo tipo di rapporto, poi io ho fatto anche una proposta che ragazzi purtroppo devo andare via. Dopodiché io vi ringrazio per la vostra collaborazione e intervento che avete fatto, poi apprezzo anche queste 2 ragazze che si chiamano cittadini, mi sembra anche questa una bella denominazione, le quali ovviamente, come diceva Grillo, non sono quelle che abbiamo visto in Parlamento, che molte volte più che il cervello contano le labbra e altre cose di fatto. Certo questo che è un fatto negativo perché diamo un'immagine e poi i fatti che sono venuti a Vigevano lo dimostrano, in cui per far strada in Italia le ragazze l'unica cosa che avevano da fare era fare delle linee. Questa è un'immagine negativa al massimo, per riuscire magari ad arrivare in Parlamento non è importante quello che si dice, che si fa, ma l'importante è più. Vabbè, lasciamo perdere, taglio a fette, avete capito. Quindi io purtroppo devo andare via perché è successo che questa riunione l'avete fatta questa sera di sabato, avevo impegni, devo andare, però su questi 3 problemi
credo che voi che avete già sollevato, ma soprattutto anche quello di cercare una certa unità con gli altri movimenti che sono sorti in questi ultimi mesi, diciamo, credo che sia una cosa molto importante se vogliamo vincere una battaglia per rinnovare quello che è la situazione politica e economica del paese, perché ormai stiamo andando alla catastrofe. L'ultimo fatto, quello del credito veneto, che ovviamente queste banche, essendo legate al territorio, ci dice già un buco di 40 milioni di euro, ma penso che alla fine si arriverà a 70-80 milioni di euro con tutto quello che ne consegue. Quando queste piccole banche vengono commissariate, succede che poi le imprese che già sono messe male si trovano poi col capo alla gola, perché interviene Banca Italia e inizia a far chiudere i figli. Quindi grazie. No, posso rispondere? Scusi. Devo andare con gioco, se no pensi. 2 secondi, il 9 dicembre, perché nel Movimento 5 Stelle non si è messo il 9 dicembre, dico che molti degli attivisti del Movimento hanno partecipato ad attività del 9 dicembre come normali cittadini, però ci è stato detto che il 9 dicembre non voleva assolutamente partiti, ci sono stati dei parlamentari che sono andati a parlare, però senza fare passerella, quindi se ci sono dei problemi si parla dei problemi, ma non è che bisogna sfruttare le attività fatte da altre persone per farsi bello, quindi come normali cittadini le posso assicurare che so di attivisti che sono andati a fare la manifestazione, però non bisogna mescolare le due cose. Sì, quindi questo abbiamo rispettato la richiesta fatta da altri. Però ho detto una certa collaborazione, mi fa piacere che sia. E le posso assicurare che ho visto di persona un parlamentare parlare con Cappelletti, è andato a parlare con le persone a Monticchio Maggiore, era presente quella mattina, ha avuto uno scambio di vedute su quelli che erano appunto i problemi che portavano avanti, quindi c'è stato un interessamento, però non va a finire sui giornali perché non ci interessa la passerella, ci interessa risolvere i problemi. E dopo sul discorso dell'acqua, altra cosa importante, c'è Cromo e Zavalente al seguito di tutto, dopo in seguito al discorso delle autostrade, su questo sono sicurissimo. Ho fatto fare delle analisi e poi andate a chiedere a chi lavora in questo settore, che è quello che poi di andare a applicare i filtri per evitare inquinamenti come quello del gasodotto di Millio, queste cose qui, scoprirete che corrisponde tutto alla verità. E ha lasciato i suoi riferimenti al gruppo? Sì. Ovviamente mi faccio portavoce del gruppo di Innoventa, siete invitati a lasciare il vostro riferimento, un recapito email in maniera da essere informati su quelle che sono le future attività di incontri con i parlamentari, piuttosto che anche gli incontri limitati vengono fatti, gli incontri settimanali che il gruppo organizza, perché se non sbaglio prossimamente ci sono le elezioni anche a Noventa ed è importante capire ma soprattutto proporre delle idee per cambiare Noventa. Se c'è qualcosa che non va, se voi vi andate a lamentare al bar, continuerete ad andarvi a lamentare al bar anche per i prossimi 5 anni. Se invece cominciate a partecipare a qualche serata dove ci sono i ragazzi che si incontrano e definiscono quali sono i problemi e soprattutto le soluzioni per uscire da questi problemi, qualcosa probabilmente cambierà nei prossimi anni. Domande? Anche se il signore è andato via, però magari lo dico per chi è qui. Allora, lui faceva riferimento appunto allo sviluppo di tumori in una zona di coltivazione OGM. In realtà il problema è collegato all'uso di pesticidi, non è il termine che volevo usare. Fitofarmaci, grazie. Allora, il problema è correlato ai fitofarmaci, quindi con l'uso di fitofarmaci chiaramente lì sì si vede una diretta correlazione sviluppo di determinate patologie, presenza di fitofarmaco in quel dato territorio. Ma il problema della dimostrabilità del danno da parte degli OGM in realtà è correlato al loro eventuale consumo. Ad esempio, faccio un esempio, si fa della soia OGM, ok, che poi diventa mangime per delle vacche che magari vengono allevate qui. Noi mangiamo quella carne lì e a seguito di questo tipo di alimentazione, se la vacca è alimentata a OGM, dovremo avere un aumento di eventuali patologie presenti, insomma, per i consumatori.
ed è questo quello che è difficilmente dimostrabile. Questo è difficilmente dimostrabile, ma il problema è anche un altro, secondo me, al di là della dimostrabilità di qualcosa. Abbiamo visto che non siamo in grado eventualmente di avere un processo reversibile. Se c'è una contaminazione di OGM in ambiente, difficilmente riesce a governarla e difficilmente questa contaminazione appunto è reversibile. Quindi nel dubbio, magari adesso non abbiamo ancora gli strumenti per capire effettivamente qual è l'impatto di un'alimentazione dove ci sono anche dei cibi OGM, mi sembra il minimo cercare di approfondire il più possibile e poi eventualmente di dire vabbè, ok, rilassiamoci e proseguiamo anche con gli OGM, con le coltivazioni OGM. Mi sembra un ragionamento che, appunto, ripetevo prima, il buon senso, se tu non sai se qualcosa è effettivamente dannoso oppure no, nel dubbio, visto che è un processo irreversibile, prima verifichi, poi eventualmente procedi. È chiaro? E c'era un'altra cosa che volevo dire a proposito degli OGM, poi c'è anche un discorso di mito, nel senso che parlano di fame nel mondo, quindi l'OGM diventerebbe un prodotto assolutamente redditizio per superare la fame nel mondo, cioè tu coltivi OGM, rendono meglio di una coltura tradizionale e quindi sfami più persone. E intanto mettiamoci in testa che gli OGM adesso non sono per uso alimentare umano, nessuno. O sono per mangimistica o sono per biomasse. Quindi non stanno sfamando nessuno in nessuna parte del mondo. Stanno probabilmente sfamando qualcuno quando tu appunto mangi della carne proveniente da animali che hanno appunto avuto un'alimentazione a base di OGM. E già qui vi dico che molti allevamenti qui in Italia comunque usano mangimi OGM. Quindi non pensiamo di essere al riparo da questo tipo di meccanismo. Oltretutto l'Unione Europea tutela il libero commercio tra gli Stati e anche tra gli Stati fuori dall'Unione Europea. Quindi è impossibile bloccare il commercio e l'utilizzo di mangimi OGM in Italia, comunque. Il commercio deve sempre essere consentito, sempre, vale al di sopra di qualunque tipo di altra regola. La coltivazione prevede appunto l'eventuale dimostrazione, come dicevo prima, di danni sanitari e ambientali, ma il commercio non viene mai messo in discussione, è una regola dell'Unione Europea. Altre domande? Prego. Ecco che ricollego al discorso del disastro idrogeologico della zona qui del Veneto, no? E racconto un po' il fatto che sono andata al consorzio di bonifica Este, che credo che sia anche un ente che si occupa in qualche modo di sorvegliare quello che è lo stato del territorio. È un bel edificio, tutto nuovo, pieno di uffici. Sono andata lì perché avevo una multa da pagare, non capivo bene cosa fosse. Allora ho chiesto così, con molto di spirito all'impiegato come era potuto succedere tutto questo, e mi ha risposto che loro hanno, non so, un centinaio di addetti che sono sempre fuori tutto il giorno a controllare i canali, a controllare i fossi, eccetera. Io comunque che giro abbastanza con le campagne di lavoro, eccetera, non ho mai visto particolare gente che attende ai lavori sul fossario, insomma. Allora mi veniva in mente il discorso che ha detto di fare una legge contro i reati ambientali, che di per sé è molto corretta, però io mi pongo il problema del controllo, nel senso che nel momento in cui anche se si fanno queste leggi, però dopo manca anche un po', perché io credo che con sorta di politica estera, al di là di tutti i problemi legati anche ai fondi che non si possono toccare, eccetera, quindi bisognerebbe fare una deroga, eccetera, io credo che con sorta di bonifica, visto anche che hanno delle risorse e hanno anche degli addetti, però in qualche modo non sono né sfruttate né limitate, sono in qualche modo, come dire, nascoste, non capisco bene. Quindi al di là sempre noi mettiamo una legge, però una legge che comunque tutela l'ambiente, c'è sempre il problema della persona dietro che mette in pratica, che agisce. Perché
Perché se vediamo bene anche un'altra cosa, per esempio, la Val d'Astico giustamente è una strada che il Veneto serve terribilmente, a noi del Basso Vicentino, perché sono da anni, dovevano farne ancora all'epoca del PD, dovevamo collegarci, siamo sempre tagliati fuori. La cosa sbagliata è stata quella di metterci su i rifiuti tossici, come una cosa sbagliata è anche quella di mettere l'inquinamento delle cose, delle acque. E poi è altrettanto sbagliato andare per Noventa e sentire queste puzze che vengono fuori che non si capisce da quali fabbriche vengano. Allora il problema è come fa il cittadino a chiedere che ci sia un controllo efficace, ma che sia sicuro quando la gli dice senti signor assessore, senti sta puzza devi mandare un dell'utero a controllare. E allora però avere la certezza che nel momento in cui questa puzza è verificata si faccia chiudere. Cioè voglio dire, io mi domando, è giusto che ci sia come dire, un pensiero dotato di buon senso che prende le direttive a livello di politica generale, però poi quando comincio a mettere in pratica tutte le direttive generali, come faccio a essere sicuro che ci sia un controllo e poi ne vengono impiegati bene? Perché vedete anche voi che avete fatto tutte queste leggi, sono passati mesi e adesso ci sono proposte, e quando è che il cittadino potrà vedere attuato un effettivo cambiamento? Ecco, un po' è questo, non so se mi sono spiegato, cioè il Movimento 5 Stelle, come che tipo di progetto, che tipo di intervento attua per, come dire, dare una certezza che dopo, nel buon senso della legge, ci sia anche un effettivo controllo di qualcuno che l'ha, perché l'uomo è anche corruttibile purtroppo, c'è chi è in buona fede e che va lì e denuncia 50 volte, però uno anche a un certo punto, anche se denuncia 50 passa anche la voglia, perché non succede niente dall'altra parte, cioè vediamo bene che abbiamo tutti i ministri infiniti. Ecco, c'è questo paradosso, questa difficoltà nella politica che sono segnate di però adesso è stata chiara. Allora, noi nel Basso Vicentino siamo serviti dall'acqua dell'Adige tramite il Lebe. Il Lebe che carica l'acqua a Rio e fino a Bologna Veneta arriva a cielo aperto, cioè il canale cementato che porta l'acqua, pulitissima. Quando arriva a Bologna Veneta si innesca col tubo che viene giù dall'Artegnano e parte intubata e arriva fino a Padova e Marchiglione, scarica il torno del Lione, un disastro, dove serve l'acqua. Allora abbiamo visto che quello che dell'acqua, adesso che è chiuso, tra poco finirà il pioggia dopo come tempo a irrigare, e allora gli lava deve vedere quando gli lava perché acqua che viene fuori più dove che era. Senz'altro la strada olio fumante, tanto per vedere il primo odore che si sente. No, se è patata si dice che è più inquinamento perché irrigare l'acqua lì, altro non c'è. I prelievi, chi fa l'acqua, dove va a farli, vabbè non è l'acqua è buona, no? Praticamente io la vedi che il disastro vedrei il primo modo che viene fuori lì, lo vedrei sul ufficio, il supermercato, a nord della Papana, vedi che l'acqua del disastro finché viene giù dal timone, è pulita, dai lì in avanti alle turbie e basta. Alghe non ce ne sono, pesce bianca, arame bianca, di conseguenza tutto non credo che sia possibilità di dire che avremo un'acqua da industriale. Per quanto riguarda dopo questo è risaputo, i prelievi sono perfetti, non lo porta mai. Chiaro, perché questo vuol dire chi va a fare le analisi per chi sono mandati per politico, logicamente che vide l'acqua dove c'era la mare, vide dove c'è, no, altre robe, non stiamo neanche a fare cosa. Economia, prettamente agricola nel Basso Vicentino. Abbiamo l'autostrada giù, quindi nel 1980 abbiamo fatto un studio di filiera con il professor Boato di Padova. Oltre che qua si produceva latte e carne, si produce nelle stalle, allevamenti cooperativi e privati, stiamo importando un discorso, siccome che il Basso Vicentino, parliamo di caseificio molto bello, caseificio di Capiglia, caseificio di Conte del Barano, caseificio di Conte Sesse, si produceva con Verona, con Padova, 3.500 quintali di latte al giorno. E è stato pulito un prosciuttificio, a Ponte di Barbarano, un prosciuttificio che fa prosciutto nuovo.
I 3.500 criteri d'acqua che hanno la ricchezza del nostro ambiente, dei nostri caseifici, delle nostre sale, delle nostre aziende, delle nostre famiglie, faceva 90% grano all'anno, no, restante asiago, un po' del burro, dei 3.500 criteri fatto il burro, dell'asiago e grana, costava 3.000 criteri siero. 3.000 criteri siero che si dava a mangiare ai maiali, che si fa il maiale pesante, e poi si fa il prosciutto, Parma, San Daniele, Veneto, Veneto, per farlo con maiale pesante, che prese 670 grammi al giorno, non un chilo netto come la carne che si porta dall'Irlanda, dalla Germania, di quei maiali prese un chilo netto di maiale, farina di renne, farina di pesce, se ne comprava qualche settina di carne, sentì qualche salame, frutta che stava pesce, quello perché a prova giusta che si può mangiare, però i nostri prosciutti sono spariti a causa del discorso economico delle banche, e i caseifici sono spariti. Campiglia che sta venuto a abbracciare con un giro mafioso anche quello, messo in liquidazione come tante altre, da comprare Gran Moravia, ma la Gran Moravia viene stagionato sulla carta a Campiglia e viene nazionalizzato sui giornali di maniera Gran Moravia, qualsiasi porto non guadagna 10 euro la pasta asciutta che si riempie di grana, che in realtà è il simbolo di Gran Moravia. Gran Moravia è prodotto come in Slovacchia, dove il deve entrare 12 anni fa nel Paranese, e poi hanno terra per usare un antibatterico che è dei deformi, che è quasi 20 anni che è proibito, che è cancerogeno, per la Europa e non mai di Gran Moravia. Allora, il Sierra non esiste più, i maiali non esistono più, le casse rurali, la lunga capiglia, piene debiti, prendono chi le porta a 5 criteri A3D, famiglia, tribu, il maiale, la vacca, il toro, tutte le economie che giravano anche l'artigianato attorno. Si parla di realtà miserabili, però mi viene ancora veramente che tirano fuori che la Banca d'Italia li protegge, le truffe che hanno fatto e tutto quanto. Questa è la realtà, adesso avevano 1000 criteri alti al posto del 3.500, le multe da pagare, le ipoteche sulle aziende, chi ha comprato quote, chi non ha voluto comprare o ratteizzare, chi ha fatto il COVAS, multe per tutti, ipoteche per tutti, e allora con quelle ipoteche lì li giustificano con un bilancio dell'adronesto per vendere le banche, della Banca d'Italia, di quelli che devono capitare, sì, non ipotecata agli agricoltori, non ipotecata alla la realtà, come dire, trova, tirando fuori, perché sennò non si va. Allora, riallacciandomi al discorso che invece faceva la signora, ringrazio per l'intervento. La legge è stato pragmatico assolutamente, e il discorso dei reati ambientali era necessario farlo perché era da 20 anni che se ne parlava. Serviva all'interno del codice penale un titolo che prevedesse i previsti reati ambientali, perché sappiamo che sono tipici di una determinata categoria di persone che sono molto spesso associazioni di mafiosi. Hanno degli investimenti, ricavano anche dei soldi da queste attività illecite. Quindi tutto quello che ha a che fare con l'inquinamento ambientale, che per noi poi ha una ripercussione fisica ovvia, se ho malattie ha a che fare con la nostra salute, quello è il bene che andiamo a tutelare e andiamo a punire dei comportamenti illeciti che sono quelli dell'inquinamento ambientale. Quello serviva. Come Movimento 5 Stelle cosa proponiamo? Io spero che, come ogni buon gruppo del Movimento 5 Stelle, anche questo di Novetta Vicentina non abbia e non prometta cose che non può mantenere, ma sia importante far passare un messaggio forte. Il Movimento 5 Stelle è parte di una rete di cittadini informati, perciò ciascuno di voi, secondo me, perché sono così, ha delle passioni, ha degli interessi, ha un lavoro per il quale è preparato, approfondisce gli argomenti, eccetera, quindi può essere parte integrante del progetto. Secondo me una persona tra voi potrebbe avere le risposte più precise di quelle che potrei dare io alla signora, quindi per noi è importante la partecipazione, è veramente fondamentale, quindi vi invito a porre questi problemi, ma anche se avete le soluzioni o se magari vi piace approfondire queste questioni, partecipare al gruppo e trovare delle soluzioni insieme. Questo è quello che fa il Movimento 5 Stelle, non propone pacchetti già chiusi, non ci sono delle soluzioni che valgono per tutto il territorio da nessuna parte. Ci può essere un comune che ha trovato un sistema per
risolvere un determinato problema. Bene, i ragazzi, o comunque il gruppo di Noventa, si rivolge a Marco Zordani e dice: ascolta, come avete risolto questa cosa? Questo è la rete di cittadini informati, perché lo sapete, il Movimento 5 Stelle fondamentalmente non ha una struttura, noi siamo parlamentari sì, ma siamo cittadini, quindi rimaniamo comunque al pari di voi, non vogliamo essere su piedistallo rispetto a voi. Se la struttura deve essere quella della dirigenza di un partito che nomina un segretario, fa nominare un segretario e poi gli dice spodesta quello che c'è, il premier che c'è adesso mettiti tu, senza passare per le elezioni, insomma è una dirigenza che è una struttura che secondo me non rispecchia quello che è il rispetto per la volontà dei cittadini. Un altro problema che la signora ha sollevato, che secondo me è molto importante, è il discorso dell'applicazione delle leggi. Allora qua apro una parentesi che secondo me è abbastanza dolente. Magari si capisce anche poco, però poi nel lato pratico le persone si trovano in difficoltà. Perché cosa succede? Allora, voi sapete che il Parlamento è la sede e l'organo competente per fare le leggi, è il Parlamento. Purtroppo però negli ultimi anni c'è una prassi che è quella della decretazione d'urgenza, cioè il governo, che invece è un altro organo distinto dal Parlamento, ha la possibilità di fare delle leggi in determinate circostanze. Per esempio, con i decreti legge può fare, in caso di urgenza e necessità, risolvere una questione. Il decreto legge, qual è la sua peculiarità? Qual è la sua particolarità? Deve andare a sanare una sola questione. Però cosa succede? Con la frenesia, con la voglia di risolvere i problemi in velocità, anche magari delle volte cercando di superare la volontà del Parlamento, dove ovviamente i tempi sono un po' più lunghi, i decreti legge sono pieni di provvedimenti diversi di ogni tipo. Quindi andiamo a coinvolgere non solo una commissione come potrebbe essere la Commissione Giustizia, ma in uno stesso decreto si può parlare di agricoltura, di economia, di bilancio, di finanze, come è successo per esempio con il decreto di Nuova Italia, c'era l'IMU e c'era il rifinanziamento della Banca d'Italia. Esatto, c'era anche un condono. C'era anche un condono, cioè 3 argomenti. Cosa comporta questo? Quando noi, io faccio parte del comitato per la legislazione, che è un comitato all'interno della Camera che valuta dal punto di vista formale come è scritto un decreto. Noi troviamo, a parte gli errori di grammatica e la carenza per esempio dei soggetti, delle frasi, che gli dici, caspita, un ministero quantomeno dovrebbe saper scrivere l'italiano. Purtroppo quando scrivono queste leggi si dimenticano di fare le dovute correlazioni con le leggi previgenti, quindi magari le abrogano, le superano senza andare a abrogare le precedenti. E cosa succede nel lato pratico? Che noi cittadini, noi assicurati, noi utenti, quando poi ci troviamo a dover applicare quelle leggi, perché poi queste cose si ripercuotono su di noi, dobbiamo per forza rivolgerci a un professionista che a sua volta deve perdere del tempo perché una cosa non si interpreta bene. Qui poi il problema è che la legge non si riesce ad applicare, le leggi ci sono, bisognerebbe solo semplificarla, semplificare l'applicazione, ma applicarle, riuscire ad applicarle. Il nostro obiettivo è anche questo, cioè far capire alle persone che purtroppo per come stiamo vivendo noi all'interno delle istituzioni, le leggi vengono fatte male, molto spesso. Sì, non sono puntuali e ripeto, vanno a creare dei problemi dal punto di vista tecnico-pratico e noi lo denunciamo quotidianamente. Adesso settimana prossima ci sarà un convegno proprio su questo tema, io lo farò presente ai relatori perché non possiamo continuare a legiferare senza fare un riferimento o comunque fare un rinvio a quello che è la legislazione precedente. Confermo. Si muovono di più e allora vedrete che anche i magistrati che sono abituati ad avere un certo tipo di prudenza verso un certo tipo di classe politica, quando si vedono 5.000 persone sotto il Palazzo di Giustizia, vedete che aprono i fascicoli. Questo è quello che possono fare i sindaci, cioè quello che diceva, no, fare politica Santa Madonna.